del 25enne di Chioggia, interrogato tutta la notte dai carabinieri, in mattinata sottoposto ad accertamenti sanitari obbligatori, ha un alibi, dice la zia, al fratello sia stato lui che paghi. Intanto migliorano le condizioni della turista accoltellata, trasferita dalla rianimazione alla chirurgia. Le ferite riportate però restano gravi. Dopo quanto denunciato nei giorni scorsi sulla carenza di personale dei Vigili del Fuoco a Venezia, questa mattina si è svolto un volantinaggio per sensibilizzare la popolazione. Il racconto di una cinquantenne residente a Jesolo sull'odissea che ha vissuto nei giorni scorsi dovendo passare da un ospedale all'altro della provincia. A Mestre un corso dedicato all'universo femminile per imparare a comunicare in maniera efficace e diretta. Si parte mercoledì 17 settembre. Mostra del cinema presentato nello spazio della Regione il bilancio della Veneto Film Commission con numeri straordinari. L'assessore regionale alla cultura, la nostra Regione si conferma ancora una volta un set ideale. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie in apertura. Ancora il caso della turista accoltellata a Sottomarina di Chioggia. Parla la zia del 25enne interrogato tutta la notte dai carabinieri, in mattinata sottoposto ad accertamenti sanitari obbligatori. Dice ha un alibi, mentre il fratello dice sia stato lui che paghi. C'è la questione della moto col casco scuro. Mio fratello non ha patente, la moto è quella ed è mia. Mio fratello, che sappia io, non ha mai guidato la moto. Così il fratello del 25enne di Sottomarina scagiona al momento il principale sospettato del brutale accoltellamento con 12 fendenti della trentenne tedesca dello scorso 1° agosto, quando, a poche ore dal suo arrivo dalla Germania insieme alla sua famiglia per una vacanza qui in Veneto, è stata vittima della violenta aggressione verso le 23 da parte di un uomo con il casco in testa, mentre era a passeggio con il suo cagnolino Lucky, scomparso da allora. A fornire un alibi al fermato, al momento non indagato dalla Procura di Venezia e in mattinata portato in ospedale per degli accertamenti clinici, anche la zia, la sua versione dei fatti. Anche perché io ho telefonato a mia sorella quella sera, lui stava dormendo a fianco alla sua mamma. E io ieri l'altro ero qua con una mia zia e c'era Andrea, mi ha salutato, ciao zia, come stai? Tu amore, come stai? Io sto bene. La scorsa notte il 25enne, sospettato del tentato femminicidio, prelevato da casa dai carabinieri, ascoltato in caserma fino a tarda notte, come racconta il fratello. E ieri sono venuti una ventina, tra i 15 e i 20 sicuramente. E niente, sono entrati e hanno perquisito tutta casa. E dopo sono stati un po' a parlare con Andrea, sono stati un paio d'orette. Dopo se lo sono portati via. Lo stato d'animo adesso qual è, sapendo che tuo fratello è sospettato di questo accoltellamento? Preoccupazione, però non sappiamo neanche ancora se è vero. Ai familiari, come dinanzi ai militari dell'Arma, avrebbe professato la sua totale innocenza rispetto ai fatti. Ha detto che non ha fatto niente. Ha detto i carabinieri hanno provato a dire la verità, però lui ha chiamato preoccupato mio papà, ha detto mi vogliono far dire cose che non ho fatto, non ho detto, e questo è. A credere nella sua innocenza anche la zia. Lui non ha la moto, non ha il patentino, non va nemmeno in bicicletta, è impossibile. Un ragazzo con un passato certamente difficile, con già 3 tentati accessi in comunità e che ora si sta curando, dice sempre la zia tra le lacrime. E il ragazzo con problemi, sappiamo che hanno dei problemi, chi li sa. Sta andando a buon fine, ma non è il tipo di aver fatto quel tipo di cose. No, non ammetto, non sono sicura. E mentre le indagini proseguono, è sempre la zia ad avere un pensiero per la vittima. Spero che la ragazza si riprenda e guarisca presto, dice. Le faccio i miei auguri che stia molto molto bene e che stia con la sua famiglia, perché ha un bimbo o una bimba, non mi ricordo. Quello le posso dire. È il fratello del fermato, invece, ad aggiungere che... Per me, se è vero, è giusto che sconti quello che deve pagare, per carità. Intanto migliorano le condizioni della turista accoltellata, è stata trasferita dalla rianimazione alla chirurgia.
Sta meglio, uscita dalla rianimazione, trasferita al reparto di chirurgia a Chioggia, la turista tedesca accoltellata da uno sconosciuto, riportando gravissime ferite al volto, alla testa, alle mani e alle braccia. Con lei in ospedale a Chioggia in mattinata la sua famiglia, arrivata da Monaco di Baviera, e sempre accanto a lei anche il fidanzato Michael con il figlio adolescente, che anche oggi come ieri continuano a ripetere: grazie a Dio è viva. She's alive. Wir wissen, dass Lucky lebt. Yes, Lucky live and... È il sindaco Armelao l'unico a cui è stato concesso di farle visita, considerato che secondo disposizioni della stessa turista coltellata e dei suoi familiari di riflesso della direzione sanitaria, altre visite, comprese quelle dei giornalisti, al momento non sono permesse. A ribadirlo anche il primo cittadino, puntualizzando nell'interesse della vittima e di tutta la comunità clodiense che l'aggressore possa presto essere garantito alla giustizia. E poterla salutare ufficialmente, insomma, a nome della città di Chioggia. C'è questo sospettato, io ovviamente non entro nel merito delle indagini che sono ovviamente dei carabinieri, ma diciamo ci auguriamo, insomma, ecco, che le indagini portino comunque all'identificazione dell'autore di questo gesto. Tra le priorità ora anche la costante e continua ricerca del maltese di 11 mesi, Luchi, scomparso dal momento dell'aggressione, l'appello del fidanzato della vittima. We gehen ihn gleich suchen. We're searching for it. Wir haben ihn schon 4 Stunden gesucht. Lo stanno cercando dappertutto, dice, speriamo torni presto a casa da noi, tra le nostre braccia. Dopo quanto denunciato negli scorsi giorni sulla carenza di personale dei Vigili del Fuoco a Venezia, questa mattina volantinaggio proprio dei Vigili per sensibilizzare anche la popolazione. Siamo qui oggi a denunciare la grossa carenza di mezzi e uomini che ha ancora il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare la provincia di Venezia, dove ultimamente, l'altra settimana, abbiamo avuto centinaia e centinaia di interventi risolti con forze minime del personale dei Vigili del Fuoco. Gli allagamenti causa maltempo dei giorni scorsi avevano portato il sindacato a denunciare la grave situazione del personale e proprio per sensibilizzare la popolazione si è svolto un volantinaggio davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco a Venezia. Le carenze più grosse sono qui nella sede di Venezia, centro storico, dove le unità sono sempre meno. I mezzi sono vetusti, le imbarcazioni più giovani hanno più di 20 anni, al personale non è ancora stata riconosciuta l'indennità lagunare dall'anno 2000, che è una legge dello Stato, e il personale non è fornito di DPI idonei per il microclima, quindi sono soggetti a intemperie continue. Oltre a queste problematiche abbiamo delle problematiche anche all'aeroporto di Tessera, dove il personale per l'ingresso stesso dell'aeroporto trova grosse difficoltà visto le nuove normative. La situazione, si appella il sindacato, va affrontata e risolta al più presto. Così dunque da Venezia andiamo a Jesolo, dove una residente ha vissuto una vera e propria odissea che ha vissuto dovendo passare da un ospedale all'altro. L'abbiamo ascoltata. Giovedì in pomeriggio sono stata male a casa alle 3 e i dolori non passavano e mio marito mi ha portato a San Donà. A San Donà mi hanno visitato, ho fatto gli esami del sangue e mi hanno detto che avevo una colica renale e un'infezione urinaria. Mi hanno mandato a casa alle 7 e sono andata a casa dicendo di bere le solite cose, sai, colica renale. Ok. Alle 4 di notte sono ritornata in pronto soccorso perché stavo ancora male. E dopo averle somministrato altri farmaci l'hanno rimandata a casa dicendole di tornare qualora il dolore non fosse passato. Ma Ellen, 50enne residente a Jesolo, nell'ospedale di San Donà non è più voluta tornare. Mio marito mi prende e mi porta all'Angelo a Mestre. All'Angelo a Mestre arrivo alle 5, mi mandano su in ginecologia anche per vedere che siccome avevo dei problemi mi fanno la visita e tutto, mi fanno Toradol, mi riportano giù. Perché non c'era niente, quindi dovevo comunque passare dal medico. Il medico mi visita, ma mi visita alle 11:30 e mi fa degli esami, mi fa un'ecografia, mi dice guardi signora adesso aspettiamo l'esame, l'esito, vediamo un po'. Ok, poi alle 3:30 del mattino mi dice 3, mi sembra 3 o 3:30, mi dice che mi tenevano
in osservazione, in hobby, perché l'indomani mattina mi dovevano fare una TAC. Ma nel frattempo Ellen continuava a stare male e racconta nessuno se ne preoccupava. Poi il trasferimento a Villa Salus. E arriva il medico alle 8, lo devo solo ringraziare questo medico, te lo giuro, io stamattina quando è venuto lui per me sei un angelo. Come mi ha toccato la pancia, si è incavolato, io non ho mai visto un medico incavolarsi così. Morale della favola, avevo una diverticolite acuta, non avevo un calcolo renale, un'infezione urinaria. Quindi mi hanno messo in terapia con gli antibiotici e adesso sono qua in Villa Salus. Ellen ha voluto raccontare la sua vicenda per lanciare un messaggio. Si decanta tanto la sanità nel Veneto, ma non è così. Cioè da una colica renale, hai capito, se loro giovedì mi facevano subito la risonanza, vedevano subito cosa avevo, no, farmi patire le pene per l'inferno per 4 giorni. Contattata, l'azienda sanitaria ULSS 4 conferma la diagnosi indicata dal personale del pronto soccorso di San Donà. La refertazione del personale del pronto soccorso di Mestre, scrive poi in una nota, non viene in alcun modo messa in discussione, ma questa potrebbe aver evidenziato un problema diverso che poteva non essere presente nel momento in cui la paziente è stata visitata a San Donà. Voltiamo pagina. Mestre, un corso dedicato all'universo femminile per imparare a comunicare in maniera efficace e diretta. Dare gli strumenti per una buona comunicazione sia alle donne che intendono impegnarsi nelle istituzioni, sia nelle donne che ogni giorno hanno ruoli apicali ma anche no nell'economia è una cosa fondamentale. Saper comunicare bene è molto importante. Da qui nasce l'iniziativa giunta alla 4ª edizione P come donna, promossa da CIF Venezia e Confapi, dedicata all'universo femminile per insegnare a fronteggiare problematiche che possono nascere nel mondo delle imprese, del lavoro e della quotidianità, anche alla luce dei recenti episodi che tramite il web hanno visto le donne vittime ancora una volta. Purtroppo noi donne siamo sempre bersaglio di insulti sessisti e molto gravi e lesivi anche della nostra dignità, rispetto ai quali io invito a non rimanere in silenzio ma di denunciare, perché occorre mettere un freno a chi pensa attraverso l'uso libero e indiscriminato dei social media di poter scrivere qualsiasi cosa, di poter usare in modo assolutamente deplorevole certi strumenti. Quindi c'è ancora moltissimo da fare e soprattutto dobbiamo ricordare che le donne vanno rispettate sempre. 3 gli appuntamenti in programma: mercoledì 17 e 24 settembre e il 1° ottobre, tenuti dal docente e filosofo Bruno Mastroianni. Lo riteniamo uno strumento efficace e molto prezioso per poter far sì che le donne imprenditrici possono essere più forti e portare le loro aziende più solide nel mercato, e la comunicazione è la base di quello che è il lavoro e il rapporto fra imprenditori e fra collaboratori. Alla Mostra del Cinema ora allo spazio dedicato alla nostra regione, che si conferma sempre più come un set ideale, a conferma anche il film Duse in concorso proprio stasera a Venezia 82. Sono ben 106 i titoli di film, tutti lungometraggi di produzioni importanti, sostenuti dalla Regione Veneto attraverso la Film Commission del Veneto a partire dal 2020, anno in cui è nata, e alla mostra di quest'anno sono 5 i film presenti nel programma ufficiale del festival. È quindi il Veneto grande protagonista della 82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che pur parlando tutte le lingue del mondo ha anche una forte caratterizzazione nostrana. L'impegno della Film Commission nei 5 anni di intensa attività è stato illustrato con modestia ma anche giusto orgoglio dei promotori. La Film Commission che io ho voluto è una Film Commission che investe circa 6 milioni di euro all'anno. Ricordiamo, abbiamo intercettato anche fondi comunitari. E cos'è la Film Commission? Intercetta le produzioni cinematografiche, parla con i produttori, parla con i registi e dice: se venite in Veneto a girare i vostri film, a girare le vostre serie, noi vi diamo una mano. Questo vuol dire che poi in TV, nei cinema, vedremo i paesaggi del Veneto, vedremo storie del Veneto, vedremo territori che sono i nostri territori e ne vedremo un po' di meno di quelli degli altri. L'ho voluta con forza, non ce l'avevamo, eravamo assenti nel mercato cinematografico, oggi lo siamo e i cittadini cominciano a vedere produzioni in TV, pensi alle serie, piuttosto che ai film dove si intravede, si vede il paesaggio veneto
e anche nei migliori dei casi storia del Veneto. Vogliamo far sì che la nostra regione possa mettere nelle condizioni ideali chi vuol venire a realizzare produzioni in Veneto, riuscendo anche così a valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre eccellenze culturali e le capacità dei nostri professionisti. Siamo sempre più convinti di avere una strada che ci vede con delle grandi opportunità e la Film Commission in questo ha fatto un grande lavoro, tanto che quest'anno abbiamo ben 5 film in concorso alla Mostra di Venezia che sono stati sostenuti dalla nostra Film Commission regionale. La presentazione è stata anticipata dall'accensione delle torce olimpiche di Milano Cortina 2026. Hanno presenziato all'incontro anche il presidente della Biennale Buttafuoco e il direttore della Mostra Barbera. E in concorso a Venezia arriva proprio Duse, girato molto in Veneto e a Venezia con regia di Pietro Marcello e l'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi. Quando si parla di cinema si parla forse un po' troppo di risorse, no? Di finanziamenti, perché ovviamente c'è bisogno anche di questo, però la parte importante è vedere la disponibilità della popolazione, il fatto che tutti coloro che sono stati coinvolti nelle produzioni cinematografiche, audiovisive, sono stati sempre aperti, non hanno mai protestato, non hanno mai contestato l'arrivo di tantissima gente, perché c'è un indotto enorme. Nel 2026 è stato annunciato proprio oggi che è la città di un fondo. Nel 2026 aprirà un fondo sviluppo, cioè la prima fase, la fase iniziale di scrittura e di preparazione dei film. Quindi sarà un fondo destinato a opere che raccontano, che si svolgono in Veneto, prevalentemente in Veneto. E a Venezia 82 anche la bassanese Francesca Michelin. All'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia c'è anche la cantante veneta, applauditissima dal pubblico e conosciuta a livello internazionale oltre che nazionale, Francesca Michelin, che così ci racconta il coronamento di un suo sogno. Cos'è per te essere alla Mostra di Venezia? Per me significa tantissimo perché io ho un grandissimo amore per il cinema, devo dire equivalente se non superiore alla musica. Quindi essere qui per me è un po' un sogno, perché il mio sogno, quando mi dicono qual è il tuo sogno più grande, è comunque lavorare con il cinema. Ho avuto l'occasione di farlo tante volte, però finalmente riesco a inserirmi come compositrice all'interno di un corto e spero anche di un lungo metraggio e quindi significa veramente tanto. Cosa dice la tua canzone? La mia canzone dice che quello che ancora non c'è arriverà da sé e soprattutto il fatto che non dobbiamo avere fretta di trovare il nostro spazio, perché trovare il nostro spazio è una cosa che avviene pian piano naturalmente e non dobbiamo secondo me farci prendere troppo dalle pressioni esterne e dagli ideali che vengono in qualche modo trasmessi dai social di questa bellezza irraggiungibile. Il cortometraggio è diretto dal regista veneziano Nicolò Bressan degli Antoni, che ha frequentato il Festival di Venezia fin da giovanissimo, partendo dai lavori più umili come quello di Guardia Sala e arrivando fino alla regia. Una favola. Cortometraggio che racconta la storia di una ragazza giovanissima che si trova a che fare con il mondo dei social, un mondo che ci rendiamo conto essere sempre più complesso, no? Che ci pone costantemente di fronte a dei modelli che spesso e volentieri rischiano di essere molto frustranti, soprattutto per i più giovani. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, le previsioni del tempo dopo la sigla, una buona serata, arrivederci.